stupore verranno a chiederti del nostro amore, a quella gente consumata nel farsi dar retta, un amore così lungo, tu non darglielo in fretta. Non spalancare le labbra ad un ingorgo di parole, le tue labbra così frenate nelle fantasie dell'amore. Cominciò lì, nella casa di Mina, in via Mura degli Angeli 18, uno scambio onirico epistolare destinato a proseguire, senza sosta, nelle loro centinaia di... Nuova tappa di Iglesias della 8ª edizione della rassegna Itinerari letterari e storici dell'identità sarda, dedicata al Festival internazionale della letteratura sociale diverso. Protagonista dell'evento il giornalista e scrittore Lorenzo Tosa, che ha presentato il suo ultimo libro Vorrei chiederti di quel giorno, vita e morte di un ragazzo che era mio padre. Quel giorno ha deciso di deviare dalla sua traiettoria quotidiana e prendere quel ponte da cui non è più sceso vivo. Ecco, allora, come dire, è come se quel giorno lì, quel momento lì, mi riguardasse e dovessi fino in fondo affrontarlo. Poi scivolammo tra valli fiorite, dove all'ulivo s'abbascia la vita. Scendemmo là dove il giorno si perde a cercarsi da solo, nascosto tra il verde. E lui parlò come quando si prega, e dalla fine d'ogni preghiera contava una vertebra della mia schiena. Leone Luca e i sacerdoti costrinsero il sogno in un cerchio di luci. Bruno ha 16 anni e la puberale spavalderia di certi peli scuri e incolti che disegnano un sorriso beffardo. Piero di anni ne ha 13, ciuffo biondo e tanta carne intorno a un paio di occhi azzurri. Vedo braccia, profili ami, e gesti immobili un'altra vita, foglie e le mani, spine le dita. Tosa, 37 anni, originario di Genova, dopo un percorso di collaborazioni maturate tra Corriere Mercantile, Secolo, Primo Canale e Il Fatto Quotidiano, passa dall'altra parte della barricata nell'agosto 2015, quando riceve la chiamata del gruppo regionale ligure del Movimento 5 Stelle, che gli offre il posto da ufficio stampa. Lui, che si colloca politicamente a sinistra, accetta pur non essendo né un militante né uno scrittore dei pentastellati, e accetta perché la ritiene un'interessante esperienza a livello istituzionale e politico. Tutto fila liscio fino al 2018, quando il Movimento 5 Stelle si allea al governo nazionale con la Lega. La sua lettera di dimissioni non è la comunicazione formale di una decisione, bensì un manifesto politico di disapprovazione delle ultime scelte pentastellate, e il post diventa subito virale. 6.000 like, 2.000 condivisioni, la prima pagina di Repubblica che si accorge di lui, e arrivano le interviste di radio e TV che vedono in Tosa il ribelle dei 5 Stelle. E poi lo sanno, ma preferisco vederla togliere chi va in galera, vederla togliere chi va in